il primo video era più di live reaction, ma non è venuto nemmeno bene perché era più la fretta di postarlo, perché alcuni meritavano questa cosa qua. Ma non ho fatto cose esagerate, come per esempio, mi sposto da questa parte, come questo, come altri video, come questi qua, che si sono divertiti, no? Hanno fatto un vero tifo per l'Ajax, hanno fatto un vero tifo anti-Juve. Se voi vedete il mio video, io sì, la sorpresa per il gol, una certa felicità sul 2-1, ma non è che a fine partita ho esultato come se avesse segnato il Napoli. Ci manteniamo bassi, anche perché noi ma usciamo contro l'Arsenal. Vedi che devi sempre mantenere alta la tensione in campionato, e anche se sono 20 punti di distanza, 25-30, devi sempre giocare per vincere e non esiste far calare la tensione. L'avete visto il calendario che hanno a fine partita, a fine campionato? Hanno un calendario, non c'è male proprio. E immagina se tu stavi là sotto sotto a rompere i coglioni. Dopo una sconfitta del genere possono anche spezzarsi le gambe, psicologicamente. E se tu stai là a dare fastidio, e che ne sai? Oppure uno scandalo qualsiasi, no? Che esce fuori e gli tolgono 10 punti, faccio un esempio, gli danno 10 punti di penalizzazione, tu comunque stai 20 punti sotto, quindi non vinci comunque niente. Quest'anno è demerito nostro, non tanto merito loro, questo gap. Perché dovevi prevedere la possibilità che nella lotta finale della Champions loro potevano avere una batosta e quindi il finale non è scontato. Dovevi sempre prevedere. Ma pare che come l'anno scorso noi abbiamo rinunciato all'Europa per dare tutto sul campionato, è come se quest'anno avessimo rinunciato al campionato. Dopo aver assicurato comunque il secondo posto, cosa non facile, viste le griglie e le grigliate, per dedicare tutto all'Europa. Il che, come l'anno scorso è stato un rischio, è un rischio quest'anno, perché con l'Arsenal non è detto assolutamente che riesci a passare, e ci sta pure. A tutti quelli che aspettano adesso che il Napoli esca, a parte quei 2 o 3 che dicono non è vero, io tifo per il Napoli, sono tifoso delle squadre italiane, ma complimenti a voi. Alcuni ci credo, altri non ci credo, che adesso non si dice così per dare fiato alla bocca. L'Arsenal è così, ok? Il Napoli rispetto all'Arsenal è così, come potenzialità, come storia, come fatturato, come giocatori, come tecnica, come rosa. Ora, se il Napoli è così, la Juve è così. La Juve è più forte dell'Arsenal, giusto? Si può dire. Però la Juve rispetto l'Ajax è così. Come fatturato, come possibilità, come storia, l'Ajax è glorioso, però tanti anni che non vince un cazzo. Quindi quando noi usciremo con l'Arsenal, ci può stare perché sono più forti, hanno fatto un'ottima partita di andata, ed è giusto uscire perché il Napoli ha giocato male. Vedi perché io dico il bel gioco, il giocar bene. Io dovrei far parlare, invece di fare i video miei, devo mettere i video degli juventini, farei prima. Li ho visti quasi tutti gli youtuber più famosi juventini. Non fanno altro che anche quelli ridicoli che spaccano le cose, non fanno altro che parlare di gioco, di bel gioco che non c'è, di non convincere, che sono stufi di vincere senza convincere, non fanno altro che parlare di questo. Quindi il Napoli, se esce perché ha giocato male la partita di andata contro una squadra che comunque è più forte, quindi ci sta a uscire, anche se giocavi bene, ci sta a uscire, però hai giocato male, quindi è giusto che esca, a meno che non fai la partita straordinaria, li distruggi, colmi il gap e viva Dio. Ma non è detto. Il Napoli può anche giocare bene e uscire lo stesso perché loro sono più forti. Ma, diceva Totò, ergo. La Juventus è uscita con l'Ajax, allora non facciamo paragoni. Siamo usciti tutti e due ai quarti di finale, però voi siete la Juventus, che avete speso 200 milioni per comprare Cristiano Ronaldo per vincere la Champions. Noi abbiamo dovuto ricominciare come al solito il ciclo con un nuovo allenatore che deve ancora capire le cose. Quindi non siamo tenuti a vincere niente, e per storia non siamo tenuti a vincere niente. Non ci sarà mai un anno in cui il Napoli è favorito per una competizione e si dice non la vinci, fallimento. Non c'è. Se il Napoli vince lo scudetto, questo cito proprio Paolo Del Genio perché è facile. Se il Napoli vince lo scudetto è un miracolo. Se il Napoli si qualifica, arriva secondo, è un ottimo, straordinario risultato. Non c'è niente da dire. Se il Napoli si qualifica per la Champions League, grande risultato. È così che andiamo avanti con i soldi della Champions. Se il Napoli fa Europa League, possiamo essere delusi perché siamo abituati bene. E questo è, se il Napoli non c'entra l'Europa si può parlare di fallimento, perché oramai non so quanti anni consecutivi, record in Italia per squadra che sta sempre in Europa. Questo è. Di questo vi dovete convincere, altrimenti parliamo del nulla. I commenti sono aperti, a meno che non vogliate scrivere cacate. Se scrivete cacate io vi cancello comunque. E sono andato un attimo a rivedere i commenti vecchi, quelli dove vi siete divertiti, dire ridi adesso, godi adesso, puttana. E allora io vi devo rispondere, perché pensavate che una remontata bastava per garantirvi il titolo e fare la storia alla Caressa. Una storia di gladiatori che non guardano mai in faccia a nessuno e che hanno la mentalità vincente. Signori miei,
La mentalità non basta, servono i calciatori forti, serve la tecnica e serve un'idea di gioco. Bisogna metterli in campo con raziocinio, altrimenti anche i calciatori forti, capita la giornata in cui non segnano 2 gol, perché uno, il calciatore forte, l'ha pure segnato, ma poi capita che non ne segnano un altro e gli avversari ne fanno 2, giocando bene. Giocando benissimo, spumeggianti. No, a me piace il gioco, per esempio adesso. No, vabbè, ma c'è posso sono dire due una correnti cosa? però fa. Vediamo l'Ajax con la Juve, sono curiosissimo di vederla. Magari gioca una grande partita l'Ajax, sono curiosissimo perché proprio i situazionisti, cioè quelli che dicono il grande gioco, l'Ajax, e la Juventus che è un'altra cosa, concretezza. Voglio vedere come va a finire, poi magari That's it. I have nothing else to say. This is it. La vostra stagione è finita, anche quest'anno. Complimenti per lo scudetto. Non era facile, è facilissimo. Tra aiuti, che continuiamo a sottolineare per dovere di cronaca, e incompetenze del resto delle squadre che non ci hanno creduto in Napoli, squadre che hanno alternato cacate a belle cose tipo il Milan e l'Inter, squadre che sono crollate come la Roma, Juve a ruota libera in un campionato che non allena. Non vi conviene a voi, lo capite che non vi conviene a voi avere l'aiutino ogni tanto che vi risolve lo 0-0, che vi aggiusta la partita in cui non ha funzionato niente. Avere sempre l'aiutino e fare sempre i 3 punti non vi aiuta, perché poi andate in Europa e la partita normale non si aggiusta. Il fallo di mano che Allegri si stava facendo afferrare per pazzo al 90° non c'è, è questione di centimetri. E voi volete vincere una Champions League su una questione di centimetri? Oppure forse è meglio strutturare una squadra in un certo modo e arrivarci col gioco davanti al portiere avversario? A voi le considerazioni del caso. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Questo video lo volevo tenere breve, non ci riesco, non se lo guarderà nessuno. Se ve lo guardate, complimenti a voi, fatemelo sapere. Me lo sono guardato tutto e complimenti. Agli altri, non so quale prendere, quello all'arancia, vinegar e lime. Mi sa che prendo quella al limone, i limoni.